La latteria di Soligo ha organizzato un incontro a Villorba, in provincia di Treviso, per fare il punto sulle novità introdotte dalla nuova politica agricola comunitaria. Il settore zootecnico è tra i più in difficoltà e ha bisogno di un ampio sostegno se vogliamo continuare ad esistere. Il problema principale è che i soldi, gli aiuti vadano agli agricoltori. Questa è una delle cose principali che chiediamo. Poi ci sono professori, gente esperta, ci sono i nostri regionali, però quello che noi indichiamo, no, che non vadano persi in rigoli a destra e a sinistra, perché in questo momento tutti, e lo si capisce, hanno bisogno, chiedono per iniziative, però il problema principale oggi è sostenere le aziende agricole, che le aziende agricole producono. Se le aziende agricole producono c'è lavoro per tutti, se muoiono le aziende agricole, muore l'allevatore, le vacche vengono vendute, è finita una storia. Per essere competitive le aziende di che cosa hanno bisogno? Risorse, ma non solo. Beh, diciamo che le risorse sono importantissime, però la preparazione gli uomini, perché la differenza la fanno sempre gli uomini. Se gli uomini sono preparati, se siamo in grado di preparare i nostri uomini alla produzione, io credo che allora diventiamo competitivi, capaci di competere con la concorrenza che è estera, perché non siamo inferiori agli altri, anzi vorremmo dire che abbiamo una marcia in più, abbiamo meno territorio degli altri, però sostanzialmente ce la possiamo fare. Ecco, io su questo la fiducia, investire nei giovani e naturalmente dare la possibilità ai giovani in questo momento di potersi anche strutturare, abbiamo bisogno di terreni e allora molta attenzione che fine fa il terreno, se lo dobbiamo mettere a disposizione di biodigestori lo mettiamo a disposizione delle produzioni e qui sono sempre scelte politiche che poi influiscono su quello che succederà domani o fra 20 anni. Ecco, non esisteranno più le quote latte. Dal vostro punto di vista questo è un bene, un male? Ma io credo che le quote latte gestite bene poteva essere qualche cosa di aiuto. Nel momento che non esistono più bisogna guardare allora da un altro punto di vista. Alcuni paesi nordici lo stanno facendo, danno grande possibilità alla gente, agli agricoltori di poter allevare il proprio bestiame. Se qui invece abbiamo solo ristrettezze nel nostro territorio, perché sul benessere non andiamo a discutere, però sostanzialmente no, se uno fa una richiesta di fare un allevamento non può avere 100 vincoli e non riesce alla fine a fare un allevamento, bisogna dare la possibilità all'agricoltore di costruire, di poter portare fuori il proprio letame, di poter, perché ogni vacca non sappiamo che ha i suoi problemi e allora se tutto il territorio riusciamo a far girare attorno alla ruota dell'allevamento lo si può fare, se invece uno dice per quanto riguarda l'animale sporca, l'animale fa puzza all'animale, tutti che danno fastidio all'animale, chiudiamo. E senza allevamenti vuol dire senza latterie vuol dire senza prodotto per il territorio, senza prodotto per quanto riguarda anche la nostra ristorazione e il nostro turismo. Perciò sostanzialmente è una catena che si unisce una all'altra, non è che uno dice ma tanto morte tua, vita mia, non è così nella vita. Quando muore qualche cosa è morto e basta. Alla sala piena di allevatori ha parlato anche l'assessore all'agricoltura della Regione Veneto Franco Manzato, che ha promesso una politica regionale più snella a partire dal numero di misure del PSR che passeranno da 130 ad una quarantina. Poi ha promesso anche una diversa destinazione dei fondi. Assessore, l'agricoltura ha bisogno di scelte coraggiose. Le risorse, lei ha detto, vanno alle aziende agricole. Sì, è una delle proposte che stiamo portando al tavolo verde prima e anche costruendola insieme al tavolo verde, è quella di concentrare le risorse del piano di sviluppo rurale sulle aziende. Significa che cosa? Significa aumentare innanzitutto il budget, diminuire le misure e in qualche modo far sì che molte operazioni, molti lavori che possono essere fatti dal privato non li faccia il pubblico. Giovani. I giovani sono una categoria su cui puntiamo ancora. Abbiamo finito la programmazione con oltre 3.000 giovani che sono entrati in agricoltura, misure sui giovani ce ne saranno ancora nella nuova programmazione perché crediamo che possano portare sempre innovazione, tecnologia, visione del mondo anche moderna. Non ultimo, entro 3-4 mesi faremo un altro bando di 50 milioni di euro sempre per i giovani e anche investimenti per i non giovani. Dunque i punti della prossima programmazione agricola regionale saranno semplificazione burocratica, più soldi agli agricoltori, meno a enti pubblici e parapubblici come Veneto Agricoltura e IGAL.
La battaglia sul fronte europeo è tutt'altro che conclusa. Mancano i decreti attuativi della nuova PAC e molti aspetti già approvati potrebbero tornare in discussione. Però c'è questo però che alleggia col tempo, che è la commissione tecnica che deve fare i suoi atti delegati, che prende in mano tutta la nuova normativa che noi abbiamo licenziato, sì, la nuova PAC che noi abbiamo licenziato, e quindi bisogna, da parte nostra soprattutto, che conosciamo quello che abbiamo licenziato, e da parte anche dei tecnici del settore specifico, mi riferisco alle associazioni di categoria, ai professori universitari e quant'altro, fare attenzione di quello che viene a pezzettini presentato dalla Commissione. Se la cosa non va siamo pronti a respingerla e quindi sarà una problematica un po' burocratica quella là, ma però bisogna fare attenzione che ciò che esce sia quello che è stata la linea. Se dopo riusciamo a migliorare qualcosa meglio. Il futuro del settore lattiero-caseario del Veneto dovrà basarsi sulla qualità della filiera, che parte da chi produce latte a chi lo trasforma e a chi lo commercializza. La qualità si ottiene anche con un lavoro di ricerca scientifica, dove un ruolo fondamentale spetta all'università. L'università deve fare la propria parte, l'università sta facendo la propria parte da decenni nei riguardi dell'innovazione, non solo del settore agricolo in senso stretto, cioè delle produzioni agricole, ma soprattutto di tutto quello che l'agricoltura rappresenta nel quadro più generale della collettività. Se pensiamo al rapporto che l'agricoltura e la zootecnia in particolare hanno con il territorio in chiave positiva e negativa, inquinamento ma anche gestione e salvaguardia del territorio, valorizzazione del territorio, dall'altro tutti i ruoli che la zootecnia, l'agricoltura e la zootecnia hanno nei riguardi dell'alimentazione, il che non vuol dire produrre prodotti anonimi per un'industria anonima multinazionale, ma puntare su produzioni di qualità, su produzioni legate al territorio, su produzioni che devono valorizzare prima di tutto i collegamenti anche con la storia, con la cultura da un lato, con la salute dell'uomo, del consumatore dall'altro. In tutto questo il ruolo dell'università è centrale.